Sono qui per presentare una proposta di legge a mia firma, la numero 184 del 2023, che ha come obiettivo la riduzione dei tempi di attesa e delle liste d'attesa, quindi. Si compone questo progetto di 2 semplici articoli e cerco di spiegarli in termini più semplici possibili data la complessità e il tecnicismo della materia. Allora, l'articolo 1 prevede di scrivere in ricetta, quindi in calce ad ogni ricetta effettuata dal proprio medico, i tempi che devono essere scritti appunto in maniera chiara, e andiamo a ricordarli solo per completezza. Sono previsti per le classi di urgenza, quindi classe U di priorità, le 24 ore dalla prenotazione per l'effettuazione della prestazione ovviamente, la classe B la breve attesa entro 10 giorni dalla prenotazione, la classe D differita entro 30 giorni dalla prenotazione, la classe P programmabile, che è anche l'ultima, entro 60-90 giorni dalla prenotazione, secondo le indicazioni del medico prescrittore. Questi tempi devono essere scritti quindi in ogni ricetta e in più deve essere scritto anche in maniera chiara che è possibile chiedere l'intramenia, quindi l'erogazione della prestazione in regime pubblico da personale medico privato, pagando semplicemente il ticket, quindi senza maggiori oneri a carico del cittadino. Il secondo articolo prevede invece lo stop dell'intramenia quando i tempi di attesa nel pubblico diventano eccessivi. Preciso anche che queste sono già delle prescrizioni contenute ad esempio nel piano sociosanitario regionale e anche nel piano per la gestione delle liste d'attesa nazionale e regionale, ma sono delle previsioni quindi temporanee, determinate a livello temporale. Quindi la nostra previsione è quella di renderle a tutti gli effetti definitivi e stabili nel tempo, quindi all'interno di una legge regionale. Il principio è anche quello di rendere effettivo un diritto del cittadino, quello appunto di avere una cura garantita dallo Stato, articolo 32 della Costituzione, e una cura nei tempi stabiliti, quindi un tempo congruo per assicurare al cittadino la cura. Questa previsione la vediamo applicata nella regione Emilia-Romagna e si è visto, questi sono i dati del 2015, un aumento del rispetto degli standard di tempi d'attesa che è passato dal 53 circa al 97% circa, senza andare a inficiare l'intramenia, che comunque presenta livelli molto, molto alti di effettuazione. La sanità veneta, a mio modo di vedere, deve tornare a quei livelli di efficienza che avevamo nel passato, e questo lo dico perché sappiamo da un'ultima revisione di un monitoraggio insomma, che comprende tutte le regioni, che il Veneto è sceso dal podio rispetto ai LEA, quindi siamo arrivati al 4° posto dopo Toscana, Emilia e Provincia Autonoma di Trento. Siamo al 4° posto, appunto lo ripeto, più per l'aspetto della prevenzione dell'ospedaliero che per il distrettuale. Comunque siamo scesi di qualche livello e di questo bisogna interrogarsi. Abbiamo 377 zone vacanti, questo vuol dire che ci sono 640.000 cittadini senza medico. C'è la fuga dei medici dal pubblico, questo lo riscontriamo un po' in tutte le regioni, in tutto il paese. In particolar modo nel Veneto, nei pronto soccorso c'è veramente un'emorragia alla quale viene data una soluzione attingendo alle cooperative. La salute mentale in Veneto ha dei livelli di investimento che sono penultimi rispetto alle altre regioni, quindi a livello italiano siamo ai minimi termini per quanto riguarda gli investimenti nella salute mentale. Sappiamo da un'ultima commissione quinta da parte dell'assessore regionale Lanzarin che ci sono 150.000 prestazioni in galleggiamento. Galleggiamento significa che
i cittadini non vengono garantiti rispetto alla necessità di essere curati nei tempi previsti per legge, perché sapete benissimo che quando si chiama un CUP e non viene stabilita una data per l'effettuazione della prestazione, il cittadino viene messo in galleggiamento. In più si sono riscontrate alcune pratiche, diciamo poco consone in alcune ULSS, per i quali quando si chiama il CUP l'operatore risponde non c'è posto, richiami tra X, un mese, 10 giorni, insomma una settimana, quant'altro. Questo non deve più esistere, non deve esistere perché queste chiamate non vengono in alcun modo registrate, quindi non c'è un vero monitoraggio su quello che succede. Poi da un'ulteriore analisi, e vi mostro una slide molto eloquente, 2022 abbiamo circa 28 milioni di prestazioni prescritte a fronte di 16 milioni di prestazioni erogate. Questa è una tabellina che proviene dalla Regione del Veneto, mostrata anche durante la quinta commissione consigliare dell'ultima settimana, nella quale appunto si rileva che 12 milioni di prestazioni di prescrizioni non vengono erogate e i motivi di questa non erogazione non li conosciamo perché proprio a detta dei tecnici e dell'assessore Lanzarin i motivi possono essere più vari, anche prescrizioni sbagliate o perché il cittadino, dati i tempi troppo lunghi, ha deciso di affidarsi al privato. E credo che questi motivi invece debbano essere indagati, perché significa che ci sono 12 milioni di prestazioni eventuali non fatte, non eseguite, a fronte di una prescrizione medica, quindi una valutazione fatta dal proprio medico. Per ultima dico altre due cose, quindi i tempi di attesa da una rilevazione dell'Agenas nell'intramoenia sono di 10 giorni, a fronte di una prestazione nel pubblico che supera a volte anche i 60 giorni. E un altro dato importante è che i veneti nel corso degli ultimi 2 anni, questo esattamente nel 2021, hanno pagato per l'intramoenia circa 113 milioni di euro, quindi un dato che è diciamo superiore alla media nazionale per quanto riguarda appunto le cure nell'intramoenia. Con questo vogliamo chiaramente essere di aiuto alla giunta regionale, al Veneto, solo per dare una risposta a quei tanti cittadini che oggi sono nelle liste di galleggiamento e che non sanno magari di questa possibilità, ovvero di essere curati pagando lo stesso ticket all'interno dello stesso ospedale in regime intramoenia, proprio perché il pubblico talvolta ha delle liste d'attesa troppo lunghe e questo fa sì che nel principio della nostra proposta il pubblico possa andare a diminuire i tempi di attesa, continuando comunque a garantire l'intramoenia, che è vista però come un'ulteriore possibilità e non come una scappatoia che deve essere diciamo perseguita nel caso del galleggiamento.